340 6709 659 340 6709 659. Rimani connesso con Radio Libertà, la tua radio. Va ora in onda la rassegna stampa. Pier Vittorio, a te la linea. Ciao Andrea, grazie mille, buongiorno a voi ascoltatrici e ascoltatori, ben ritrovati qui sulle magiche onde di Radio Libertà. E allora davvero magiche queste onde, non ci stanchiamo di ripeterlo, ho visto questo microfono d'oro proprio nel centenario della radio, conseguito dalla nostra emittente, il microfono d'oro, grazie al programma Chilometro Zoom degli insuperabili Antonino Danna e Lorenzo Viviani, che ovviamente salutiamo. Oggi 5 ottobre 2024, rassegna stampa dunque, ma siamo a -1 dallo straordinario evento di Pontida di domani, e oggi alle ore 17 si terrà anche la Pontida dei giovani, quindi con grandissimi ospiti, leggeremo anche dalla rassegna stampa. Sono attesi ovviamente il vice premier Matteo Salvini, segretario federale, e lo stesso ministro dell'istruzione e del merito Giuseppe Valditara. Quindi durante questa puntata sentiremo anche poi l'intervista al coordinatore della Lega Giovani di Roma, Federico Ferrai, che abbiamo incontrato all'evento di Politicare a Roma, presso proprio l'Università Guglielmo Marconi, e per l'occasione abbiamo intervistato anche Andrea Pancani, vice direttore del TG La 7 e conduttore di Coffee Break. A seguire sentiremo anche l'intervista poi a Federica Picchi, come sapete fondatrice della casa di distribuzione Dominus Production, che ha recentemente distribuito Sound of Freedom, questo film sul traffico di bambini, una gravissima piaga mondiale. Ma noi abbiamo intervistato Federica Picchi all'anteprima di un altro film, quello sulla grandissima santa Francesca Cabrini, la prima santa statunitense, e vi faremo ascoltare anche l'intervista al giovanissimo attore Federico Ielapi, che era lì ovviamente per questo red carpet e questa anteprima. Ci collegheremo con Matteo De Sio e poi intervisteremo anche Umberto Carrara, presidente del consorzio Terme Colli Marketing, e con lui parleremo di Regeneration Festival, questo festival che si tiene proprio in questo weekend in provincia di Padova. Naturalmente poi apriremo il consueto filo diretto con voi ascoltatori, quindi intervenite come sempre chiamando allo 0292 94 7222 3 volte 2 finali, o scrivendo i vostri messaggi, quindi nei commenti sotto la diretta Facebook, sia delle pagine della radio che della Lega, oppure potete mandare i vostri messaggi, anche quelli vocali, al numero WhatsApp della radio, il 340 6709 659. E mi raccomando, non superate sempre il minuto, massimo 90 secondi alle vostre chiamate, così potete consentire anche agli altri che vogliono intervenire di poter dire la loro, altrimenti poi se l'intervento supera i 90 secondi saremo obbligati a sfumarlo. E vi completo questa parte che so che è noiosa e ripetitiva, ma dobbiamo ripetere questi avvisi, no? Per chi si collega la prima volta con noi, quindi potete seguirci sempre dal televisore, dal canale 252 del digitale terrestre, ma anche dal canale digitale della Radio DAB, dalle pagine Facebook, dicevamo, di Radio Libertà e della Lega, dal nostro nuovo sito internet, che è un vero e proprio giornale online, e poi dalle app di Radio Libertà, quindi per i sistemi operativi iOS e Android, e anche dai canali Twitch e YouTube. E poi potete sempre abbonarvi e sostenerci, e quindi basta che andiate rispettivamente sulle sezioni abbonati e dona ora del nostro nuovo sito internet. Allora, cominciamo la rassegna stampa di oggi con Libero, e adesso vi apro già la prima pagina e la zoomiamo. Vedete, intifada all'italiana, cacciamo Israele. Questo per la sfilata di oggi anti-ebraica, estrema sinistra e palestinesi in piazza, onore a Nasrallah. A Bergamo addirittura arrestato un giovane egiziano che era pronto a colpire in chiesa. Quindi pensate qui che rischio di estremismo islamico. Poi l'editoriale di oggi di Daniele Capezzone invece sul ridurre le tasse, che non è facile ma necessario, e qui vi leggo la prima parte. Dalle prime battute non entusiasmanti del dibattito verso la futura legge di bilancio possiamo ricavare un elemento che era già chiarissimo ai lettori di Libero. Si è rivelata totalmente inattendibile, anzi gravemente fuorviante, la narrazione eurolirica secondo cui la reintroduzione del patto di stabilità, pur riformato, non avrebbe prodotto effetti dannosi.
Legioni di commentatori, non noi, non qui, si erano affrettati a sostenere che i paletti e le rigidità sarebbero stati spalmati nel tempo, addolciti, attenuati, in ogni caso modellati in modo sartoriale paese per paese, con un vestito su misura. Dunque dicevano nessuna stretta. E invece è esattamente vero il contrario. Già siamo in un continente appesantito da un welfare costoso e collassante, segnato da una demografia non florida, intrappolato nella stagnazione economica o comunque in una situazione di crescita stentata. Per sovrammercato, dopo il catastrofico triennio di Covid, stiamo per entrare nel terzo anno di economia di guerra con tutto ciò che questo comporta. E quindi un quadro del genere avrebbe richiesto come risposta politica un'intelligente propensione alla flessibilità e uno sforzo generale per creare un ambiente economico, no, favorevole all'imprenditore, entrepreneur friendly, a tassazione e regolamentazione più ridotte per incoraggiare e sostenere famiglie e imprese. Vi leggo qui la conclusione editoriale di Capezzone a pagina 12 di oggi di Libero. Saltiamo, purtroppo dobbiamo correre questa parte centrale, no, delle argomentazioni con cui lui spiega la sua proposta, ma arriviamo appunto a quella che è a quello che è il suo auspicio, ecco, perché in base a quello che è anche accaduto l'anno scorso il governo è riuscito ad avviare un intervento sacrosanto di riduzione di tasse per le fasce più basse, aliquote IRPEF meno elevate, più taglio al cuneo contributivo, e l'effetto è stato estremamente positivo in termini di potere d'acquisto per quelle famiglie. Ma qui Capezzone si lancia in una proposta, lancia questa proposta delle 8 tappe, e allora ribadiamo qui il nostro mantra, no, conclude: il centrodestra può realizzare da qui a fine legislatura 3 leggi di bilancio e dopo l'auspicabile vittoria elettorale del 2027 ce ne saranno potenzialmente altre 5. Sarebbe meraviglioso immaginare un percorso in 8 tappe, anche molto piccole, anche molto limitate, anche a velocità controllatissima, di riduzioni simultanee di tasse e spesa pubblica improduttiva. Questa roadmap di tagli sarebbe il modo di dare agli italiani, trasmettere l'idea di un percorso di storica trasformazione, seria, cauta, prudente, compatibile con i vincoli di bilancio, ma nella direzione della crescita e dell'alleggerimento fiscale. In condizioni di bilancio difficilissime lo fecero nel secondo dopoguerra Alcide De Gasperi e il suo ministro Vanoni, alleggerendo l'imposizione fiscale sul ceto medio. Furono premiati da un memorabile boom economico. L'economia è fatta anche di elementi psicologici. Iniziare il trimestre della legge di bilancio solo all'insegna del dibattito sulle misure di austerità è una trappola della sinistra, politica e mediatica, in cui il centrodestra non deve cadere. È difficile procedere in direzione opposta? Certo che è difficile, anzi difficilissimo, lo sappiamo e vogliamo sostenere gli sforzi del governo, ma abbiamo votato il centrodestra proprio per questo. E quindi questo scrive Capezzone a commento, no, di tutte le ipotesi che si stanno ovviamente formulando per la legge di bilancio. Poi sentiremo anche ovviamente quelli che sono i commenti da parte di Giorgetti, i commenti sulle dichiarazioni di ieri, no, in cui sembrava che paventasse dei possibili sacrifici, ma insomma, abbiamo sentito che Capezzone sostanzialmente vuole quella rivoluzione liberale da un punto di vista, no, di tassazione che manca all'Italia da troppo tempo. Però riconosce appunto questo percorso è iniziato già l'anno scorso, appunto con la riduzione dell'IRPEF e con la riduzione del cuneo fiscale. Allora vedete qui invece sempre dalla prima pagina su di Libero, l'UE che continua a ignorare la crisi dell'auto, le regole della comitatologia, perché in Europa esistono pure quelle, e quindi hanno prodotto questo effetto, consentiranno a Bruxelles di andare avanti sui dazi alle auto cinesi, ma il voto di ieri ha dimostrato che il vecchio continente ancora non ha capito che tipo di bufera si sta per abbattere sull'automotive. E la cosa bizzarra è che in testa al gruppo dei lenti di comprendonio ci sono proprio i tedeschi che infatti hanno votato contro questa proposta, no, di dazi su appunto le auto cinesi. E poi vedete dalla prima pagina qui di Libero anche l'articolo del nostro direttore, pagina 13, Khamenei col fucile che rivendica il 7 ottobre. Allora andiamo un attimo, facciamo questa incursione a pagina 13, vedete? Eccolo qui. Cosa dicono i pacifisti, no, del Pio iraniano? Vedete qui una manifestazione, un discorso che tiene la guida suprema Ali Khamenei durante la preghiera di ieri a Teheran, Khamenei con il fucile sterminare Israele.
È appunto un interlocutore impresentabile. Parlare di mediazione, di escalation o perfino di pace con interlocutori di tal fatta rischia di far rivalutare Neville Chamberlain. E infatti un annuncio delirante questo di sterminare Israele. Di fatto poi Khamenei, sapete, ha anche giustificato l'azione dello scorso 7 ottobre. Khamenei, qui scrive appunto il nostro direttore Giovanni Sallusti, rivendica il primo atto, il pogrom bestiale eseguito dagli sgherri di Hamas. Il massacro del 7 ottobre è stata un'azione perfettamente giustificata e logica, basata sul diritto internazionale. Irrompere nelle case dei civili, infilare neonati nei forni, sgozzare bambini nelle culle, legare tra loro intere famiglie e dar loro fuoco, violentare, seviziare, uccidere a caso. È il diritto internazionale secondo la guida suprema della rivoluzione islamica. C'è tanto da riflettere. Con questo ha a che fare Israele, con l'abisso valoriale, morale, concettuale, con la fine di ogni significato e la minaccia esistenziale suprema. Lo dice senza infingimenti il successore di Khomeini, fedele alla lezione antisemita del maestro. Non importa quanto ci vorrà, infine si arriverà alla rimozione della vergognosa esistenza di Israele. È blasfemo, sentite, che lo Stato degli ebrei, l'entità sionista, col loro linguaggio nazi islamista, esista. Esista per i guardiani della rivoluzione di Teheran e per le filiali del terrore con cui hanno infestato il Medio Oriente, Hamas, Hezbollah, Houthi, milizie sciite irachene e siriane. Israele è per loro dannato e sbagliato ontologicamente, come recita lo statuto di Hamas, rimarrà in esistenza finché l'Islam non lo ponga nel nulla. E quindi capite con chi si ha a che fare, no? Con chi ci si relaziona in Iran, perché questo vuole il teologo, meglio il teocrate col fucile, la guerra santa contro gli ebrei in primis e tutti gli infedeli a ruota. Se non fosse chiaro, nel mazzo per lui ci siamo anche noi, volenti o nolenti. E questo è un monito appunto di cui bisogna tener conto, il monito che lancia il nostro direttore Giovanni Sallusti qui a pagina 13 di Libero. Torniamo un attimo sulla prima pagina di Libero, ecco, per completare il quadro, no, di queste prime notizie. Vedete i compagni spiazzati perché è stata ritirata la querela a Canfora e quindi è finito il martirio, e aveva lui, no, affermato che appunto la Meloni sarebbe una nazista, no, nell'animo. C'è un passo emblematico e attualissimo nell'elogio del diritto di Werner Jaeger, grande filologo e grecista del secolo scorso, edito in Italia dalla nave di Teseo. È un passo in cui, citando l'età eroica ateniese, si evoca l'isonomia come supremo ideale. L'isonomia, ossia l'ordine sociale basato sull'uguaglianza di fronte alla legge. Anche nell'esegesi del diritto romano si tratta di un principio che è pietra angolare delle democrazie, ma evidentemente Luciano Canfora, no, sembra quasi sfuggire a questo, perché era appunto quasi vittima, fatto passare per vittima dopo quello che aveva detto. Ma appunto Canfora, 82 anni, comunista antico, collega di Jäger, intellettuale raffinato e maggior grecista italiano vivente, tutto questo lo sa bene, e Jäger probabilmente gli appare in tutto il suo splendore mentre arriva la notizia del giorno. La Premier ha rimesso nei suoi confronti la querela per diffamazione aggravata, datata aprile 2022, all'opposizione del governo Draghi. E infatti vedete, ricordate Canfora aveva detto a lezione in un liceo di Bari che la Meloni è una neonazista nell'animo. Si è subito schierata con i neonazisti ucraini. Ho una mentecatta pericolosissima. E quindi comunque è spiazzata la sinistra che voleva cavalcare il caso. Tornando invece, ecco, prima pagina di Libero di oggi, vedete, contro Salvini usano pure l'operaio morto. Questo proprio lo sciacallaggio di PD, AVS e CGIL. Un lavoratore è stato travolto dal treno sulla Bologna-Venezia, il ministro inadatto e omicidio. E su questo scrive Fabio Rubini a pagina 8. E poi pensate all'altra polemica, quasi un'altra polemica sterile, inutile, la denuncia di alcuni prof, il nuovo folle allarme, troppi palazzi fascisti. L'articolo a firma di Luca Beatrice. La notizia è che la cancel culture in Italia non esiste, o almeno è un falso problema. Il nostro paese ha nella conservazione e nella memoria uno dei principali core business, l'antichità, le radici e la storia. Peccato che adesso, no, si voglia evidentemente anche, non lo so, cancellare questi palazzi, perché se è un retaggio fascista che si fa? Infatti vi porto a pagina 11, vedete, no, su questo
Folle allarme, la denuncia nel volume di alcuni prof, in Italia ci teniamo edifici e monumenti del ventennio, mentre in America demoliscono le statue ritenute scomode. E quindi pensate la proposta oscena. Qui vedete nelle immagini, ovviamente in alto da sinistra, il bassorilievo La storia di Roma attraverso le opere edilizie e il Palazzo dell'Euro, in basso il Sacrario militare di Re di Puglia. Allora, scorrendo invece all'interno, di Libero, quindi facciamo questa carrellata, andiamo a pagina 2. Qui vedete intanto dalla prima pagina sempre l'ingiusto profitto per la Ferragni, l'accusa di truffa aggravata, profitto di 2,2 milioni, la Gran Bretagna che smantella l'impero, Starmer, il premio Starmer che è pronto a cedere le Falkland. E allora, poi la notizia dell'addio a Lea Pericoli, che è stata appunto una dea del tennis. Allora, vi dicevo, per il corteo della cosiddetta, no, della sfilata antiebraica, questo proprio per l'intifada all'italiana, quindi cacciamo Israele, estrema sinistra e pro-Pal che inneggiano ai tagliagole, antagonisti e pro Hamas vari in piazza carichi di odio contro Gerusalemme, pronti striscioni che esaltano l'ex capo di Hezbollah ucciso da Netanyahu, insulti al nostro governo, il ministro Piantedosi, tutti siano responsabili. E è un invito che bisogna vedere poi se verrà appunto accolto, ricevuto. Campagna invece nei comuni per riconoscere la Palestina, ma dimenticano il 7 ottobre. Pensate, l'ANPI ha diffuso il testo della mozione da votare nei consigli. Nella rossa Toscana c'è già un boom di adesioni. Di questo se ne occupa Andrea Muzzolon. A Roma ogni agente di qualsiasi ordine e grado è stato allertato in previsione dell'assedio che si prevede per oggi, quando migliaia di manifestanti pro-Pal si riverseranno nella capitale proprio per questo mega corteo alla vigilia delle stragi del 7 ottobre. Non proprio il momento migliore, insomma, in cui gettare benzina sul fuoco. Però bisogna anche prendere atto di questa iniziativa perché ieri con un comunicato stampa l'Associazione Nazionale Partigiani Italiani ha annunciato 2 iniziative. Pensate, la prima, certo lodevole, è una raccolta fondi in favore dei medici di emergency che in questo momento operano nelle zone di guerra interessate dal conflitto israelo-palestinese e fin qui insomma tutto nella norma. Poi, continuando a leggere però, ecco la parte saliente della nuova iniziativa targata ANPI: far approvare da quanti più consigli comunali possibili una mozione di riconoscimento della Palestina. Sia chiaro, nel quartier generale delle truppe antifasciste non si inventa nulla di nuovo, dato che alcuni compagni si erano già mossi per tempo, però alla vigilia della maxi manifestazione romana ecco l'annuncio che getta ancora un po' di benzina sul fuoco. Poi la notizia che abbiamo letto appunto dalla prima pagina, coltelli e bombe, voleva uccidere in chiesa, arrestato a Bergamo un terrorista islamico. In manette uno jihadista egiziano con il permesso di lavoro in scadenza e il procuratore appunto che ha precisato poteva colpire in questi giorni. Era disposto al martirio e nel mirino proprio la basilica di Sant'Alessandro in Colonna, oltre agli ebrei, questa basilica che appunto si trova a Bergamo. C'è un'altra intercettazione in cui l'egiziano e il presunto complice si interrogano su come possa essere l'aldilà. E allora, appunto l'intercettato afferma che sarà qualcosa di bello e l'altro risponde: "Gli arabi, mio Dio". Nell'ordinanza si legge inoltre che l'immigrato, il quale pensate saltava anche l'11 settembre, voleva far esplodere un'auto con una bomba. Sarebbe saltata in aria con l'apertura della maniglia. Non è chiaro chi fosse la vittima designata, ma in un'altra intercettazione lo straniero sembrerebbe voler uccidere una collega con cui aveva un problema di lavoro. E insomma questi sono i fanatici che sono entrati in Italia. E contro l'ISIS sicurezza ha rimpatriato un tunisino, intratteneva rapporti attraverso i social network contro i suoi connazionali legati all'ISIS, il sanguinario e sedicente Stato islamico. Altra operazione contro il fanatismo religioso. Un 24enne di origine tunisina, figlio di un'italiana, è stato espulso dal nostro paese per motivi di sicurezza nazionale e di prevenzione del terrorismo. Il 24enne fermato prima che potesse entrare in azione è stato scortato dagli agenti di polizia della questura di Torino fino all'aeroporto di Roma Fiumicino, quindi è stato rimpatriato a Tunisi.
regolare in Italia, secondo gli investigatori, aveva nel tempo assunto comportamenti indicativi quindi di radicalizzazione religiosa e manteneva contatti con i suoi connazionali, che erano considerati una potenziale minaccia per la sicurezza quindi del nostro Stato. Vedete, mestieri in estinzione, qui il capo di Hezbollah con Israele che dà la caccia a chiunque si fa avanti, la reazione di Israele è stata durissima, vedete raid dei jet con la stella di David sul quartiere generale dell'intelligence del gruppo a Beirut che provoca la morte di Hashem Safieddin, uno dei 2 candidati alla successione. L'altro, Qassem, ha già mostrato segni di nervosismo. Quindi il prossimo obiettivo potrebbe toccare proprio Naim Qassem, è quello che sudando in TV ha detto che Hezbollah è pronta, quindi poco credibile insomma con questa distonia, no, tra il linguaggio corporeo e quello che appunto stava affermando, proclamando. Nasrallah martire, grande leader e fratello di Chef Rubio, lo stupidario rivoluzionario islamista, frasi ipocrite dal russo Peskov, dal venezuelano Maduro, dal presidente moderato Pezeshkian e le solite assurdità di Orsini, Rizzo e Basile. Questi insomma i commenti e poi insomma lo chef Rubio qui si supera che ha dichiarato: "Il fratello Hassan Nasrallah purtroppo oggi ci ha lasciati. Qualcun altro lo sostituirà, la resistenza continuerà e la fine della colonia sionista è vicina". E insomma altri deliri, altre affermazioni proprio che non stanno né in cielo né in terra. Caschi blu spostatevi, ma l'ONU dice no a Bibi, Biden si oppone ai blitz sui giacimenti petroliferi, quindi preoccupazione per il nostro contingente che le Nazioni Unite lasciano sulla linea del fuoco, bombardamenti americani e britannici sullo Yemen e Trump invece che asfalta Joe Biden, l'atomica di Teheran andava distrutta subito. Questo sempre sul quadro del Medio Oriente. Le rassicurazioni poi della Premier, la maggioranza è unita, non ci saranno nuove tasse, l'opposizione prova ad attaccare Palazzo Chigi sulla legge di bilancio, ma il Tesoro torna a smentire altre imposte, Tajani che rassicura, non le metteremo, questo proprio per il dibattito sulla finanziaria e vedete appunto le dichiarazioni poi del ministro Giorgetti dell'economia, per la prima volta da 5 anni conti pubblici in attivo. Nel secondo trimestre del 2024 l'avanzo primario è positivo, cresce la capacità al risparmio delle famiglie con un più 10,2%. E quindi avanzo primario migliore delle previsioni. Ieri l'Istat ha confermato che nel secondo trimestre 2024 l'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche in rapporto al PIL è stato pari al meno 3,4%, meno 5% nello stesso trimestre del 2023. Insomma, il saldo primario della pubblica amministrazione che si compone sommando l'indebitamento al netto degli interessi passivi è saltato fuori essere positivo per la prima volta dal quarto trimestre del 2019, con un'incidenza sul PIL dell'1,1%. Quindi dati comunque rassicuranti. E poi quello che stavamo leggendo prima, no, sull'Europa che ancora ignora la crisi dell'auto perché i dazi ai cinesi passano per un cavillo e la UE va in frantumi, quindi sul salvataggio delle nostre 4 ruote. Berlino dove il settore è a pezzi, quindi sta con Pechino. E qui appunto si spiega questo voto, a salvare capre e cavoli, quindi facendoci scivolare nell'inquietante mondo di Kafka, sono intervenute le regole della comitatologia, secondo cui per bloccare una proposta della Commissione occorre una maggioranza qualificata contraria. E siccome i paesi non hanno approvato, ma neanche bocciato, Bruxelles può proseguire la sua strada. Una fortuna in questo caso, anche se il meccanismo potrebbe trasformarsi in una tagliola quando la neo bis presidente Ursula von der Leyen deciderà di fare di testa sua su questioni che potrebbero danneggiare il nostro paese, a partire dalla revisione del Green Deal. E quindi sta di fatto che il voto di ieri, quindi nella commissione del Trade Defense Instruments, ha dato all'esecutivo UE il potere di procedere con l'imposizione di dazi nei confronti dei principali produttori cinesi di auto elettriche, eppure di una casa USA che produce in Cina, che vogliono esportarle nell'UE, modulati a seconda dei sussidi pubblici ricevuti da ciascuna azienda. Qui ovviamente si prospetta la soluzione per questa situazione che si è creata, la soluzione a portata di mano, si spiega, ormai la conoscono tutti, invece di negoziare con la Cina, basterebbe rinegoziare i termini dello stop a benzina e diesel e poi saranno i consumatori a decidere se acquistare i prodotti del dragone a basso costo
realizzato in violazione di tutte le regole UE ambientali e lavorative, oppure comprarsi una vettura a basse emissioni prodotta in Occidente rispettando tutte le minuziose normative sulla sostenibilità sociale ed economica ed ecologica, scusate. Quindi, giustamente, no, si propone una soluzione che in realtà è quella della libera scelta dei consumatori, un libero mercato. Ma a proposito quindi di follie che vengono dall'Unione Europea, pensate, la sentenza, che è venuta invece dai giudici della Corte di giustizia dell'Unione Europea, per cui è vegana anche si può chiamare salsiccia la salsiccia che è realizzata quindi così, secondo i criteri vegani. Quindi è l'ennesima follia sfornata dall'Unione, una decisione che nasce quindi dal ricorso di 4 associazioni francesi e avevano presentato questo ricorso contro il decreto di Parigi che invece vietava di chiamare bistecca un prodotto vegetale. Però per i giudici tutto questo è regolare e di questo se ne occupa oggi anche sulla Verità il nostrissimo Carlo Cambi. Quindi vedete la Francia ha avviato la crociata e la Corte di giustizia dell'Unione Europea, accogliendo l'istanza di queste 4 organizzazioni francesi attive nel settore dei prodotti vegetali, ha dato loro ragione e quindi si potrà chiamare salsiccia anche se è vegana, non è realizzata con appunto carne animale. La Corte di giustizia dell'UE parla alla Francia, ma in realtà parla a tutta l'Europa, dove l'uso di questi termini associati a cibi contenenti proteine animali e a quelli vegetali è sempre più dibattuto. Ma andando avanti, riprendiamo anche la notizia sullo sciacallaggio contro il vice premier Salvini. Vedete, contro Salvini la sinistra usa pure l'operaio morto, questo è l'articolo di Fabio Rubini. Nella notte un tecnico di 47 anni, dicevamo, è stato investito da un treno nel Bolognese, l'opposizione è scatenata per Bonelli omicidio e la colpa è del ministro. E appunto Matteo Salvini ha precisato giustamente, no, perché qui vedete le affermazioni per esempio dell'immancabile Angelo Bonelli, portavoce di Europa Verde, davanti a questo ennesimo omicidio sul lavoro è urgente che la premier Meloni cambi politiche e persone che sono alla guida del Ministero dei Trasporti. Quindi appunto non si è fatto attendere lo sciacallaggio. Ma Matteo Salvini è intervenuto anche a proposito del guasto che si è verificato a Roma, poi ha bloccato la circolazione sul nodo ferroviario di Roma e intervenendo a margine della tappa di Perugia del Tour 2023-2032 l'Italia del Sì ha spiegato che io mi occupo dei finanziamenti che per il 2024 sono di 3 miliardi e mezzo per le manutenzioni, di 9 miliardi per la rete ferroviaria per recuperare gli anni passati. È chiaro che se c'è un errore umano bisogna limitare la possibilità di questi errori. Mi sembra, ha concluso il ministro, che la ditta sia stata allontanata come è giusto che sia. È appunto il provvedimento che è stato poi assunto subito dopo questo guasto. Se ci saranno altre responsabilità interne a Rete Ferroviaria Italiana o a Ferrovie dello Stato che emergano. Io mi occupo di trovare quattrini e approvare leggi fino a prova contraria, non vado a piantare i chiodi. Giustamente la precisazione. E poi questa novità, il via libera di La Russa, il Senato potrebbe aprire agli animali domestici e i cuccioli potranno entrare negli uffici. Biancofiore che ha commentato la loro presenza porterà benefici. Prima abbiamo letto questo articolo di Fabio Rubini, ma Fabio Rubini oggi, proprio per Libero, a pagina 9, intervista anche Luca Toccalini, appunto il segretario federale di tutta la Lega Giovani, capo dei giovani della Lega, il primo raduno a 17 anni, i ragazzi contano, Matteo sul fine vita ci ha dato ascolto. Autonomia è il primo passo verso il sogno mai scordato, rendere l'Italia federalista. E allora, visto che sono già le 8:29, Andrea, chiedo a te la conferma, ci concediamo allora questo piccolo break e ritorniamo fra pochissimo. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. Inizio di weekend all'insegna ancora dell'instabilità, quantomeno su parte del nostro paese. Temperature stazionarie, fresche. Nella prima parte della giornata avremo una nuvolosità piuttosto compatta al nord-est, seppur senza piogge associate. Qualche precipitazione potrà invece verificarsi sui settori centrali adriatici e sul basso Tirreno. Meglio altrove. Nel pomeriggio residue piogge sul medio versante adriatico e al sud, sole prevalente sui restanti settori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Andrea Garbinato. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.
Vittorio, a te la linea. Grazie Andrea. Allora stavamo iniziando a leggere questa intervista condotta da Fabio Rubini per Libero di oggi proprio a Luca Toccalini. Allora Luca Toccalini, onorevole del Carroccio e responsabile federale dei giovani della Lega, anche quest'anno aprirà il weekend sul pratone della Bergamasca con l'Assemblea Nazionale del Movimento Giovanile. Un pomeriggio con Matteo Salvini e Giuseppe Valditara che dialogheranno con i ragazzi e le ragazze sul futuro dell'Italia. Per Toccalini però Pontida non è solo questo, ma molto di più. Onorevole, oggi e domani sarà sul Prato che da 40 anni ha visto lanciare le battaglie storiche della Lega. Si ricorda il suo primo raduno? Indimenticabile. Avevo 17 anni e già ero sul Prato a sventolare quella bandiera. Ed è bello pensare che esattamente la bandiera dell'autonomia, ovviamente, ed è bello pensare che esattamente 17 anni dopo sarà sul palco a dire che l'autonomia oggi, grazie alla Lega e Matteo Salvini, è diventata realtà. Finalmente l'abbiamo portata a casa. Qualcuno però prova a sminuire la portata di questa riforma. Dicono: "Okay, l'autonomia, ma non è il federalismo". Che cosa risponde? Quello dell'autonomia, come dice sempre Salvini, è solo il primo passo verso la meta finale che è e resta il federalismo compiuto. Anzi, le dico una cosa. Cosa? Che il federalismo, una volta ottenuta l'autonomia, sarà la battaglia che la Lega lancerà per la campagna elettorale del 2027. Del resto la Lega è nata per questo e qui nessuno se l'è dimenticato. Quella del 2024 che Pontida sarà? Sarà una Pontida di ribellione. Verso chi o cosa? Nel popolo della Lega e non solo quello, c'è una sensazione di sconcerto per quello che sta accadendo a Salvini. Tra 2 settimane a Palermo ci sarà la ringa della difesa. Poco dopo verrà pronunciata la sentenza e per la prima volta un segretario di partito rischia di finire in carcere non perché ha rubato, ma perché ha mantenuto una promessa elettorale per la quale era stato eletto. Solo in Italia può accadere qualcosa del genere. E qui vedete il virgolettato, il congresso, sono in campo per i militanti che lavorano per la Lega e non pensano alle poltrone. Torniamo invece a Pontida. Dopo la Le Pen lo scorso anno, quest'anno saliranno sul palco molti leader stranieri. Il raduno cambia pelle. In un momento storico dove le battaglie importanti per il nostro paese si combattono in Europa, è giusto che anche Pontida diventi internazionale. La critica che viene rivolta è che così facendo la Lega si sta isolando proprio a livello internazionale. Che cosa ne pensa? Ci saranno molte delegazioni straniere da mezza Europa. Per la prima volta un premier, Viktor Orban, parlerà dal palco di Pontida. E infine sul Prato, sia oggi sia domani, ci sarà una delegazione dei repubblicani statunitensi che, nonostante l'imminenza delle elezioni presidenziali, ha scelto di venire a una manifestazione della Lega. Questo vuol dire che noi siamo al centro della politica internazionale, altro che isolati. Torniamo ai giovani che lei rappresenta. Che succederà oggi sotto il tendone di Pontida? Sono attesi 1 migliaio di giovani da tutta Italia, più alcune delegazioni straniere. I temi prioritari, dei quali discuteremo con Salvini e il ministro Valditara, saranno quelli del lavoro, dell'ambiente, della scuola e dell'università. Non parleremo invece degli Iuscole e sa perché? Perché nessun giovane all'interno del centrodestra sente questo tema come una priorità da portare avanti da parte della maggioranza che governa il paese. Senta, dica la verità, ma i giovani in Lega vengono ascoltati? Grazie a Matteo Salvini sì. Ad esempio, lo scorso anno nella nostra assemblea chiedemmo a Matteo di lasciare libertà di coscienza su alcuni temi etici, come ad esempio il fine vita. Il fatto che Salvini recentemente abbia lasciato questa libertà di voto sul tema del fine vita è la dimostrazione lampante di quanto conti in Lega il movimento giovanile. Ultima domanda. Lei si è candidato al congresso dove già c'è in campo il capogruppo al Senato Massimiliano Romeo. Conferma? Sono a disposizione del movimento e lo confermo. La mia è una scelta in rispetto a quei militanti che si fanno il mazzo per condurre queste battaglie della Lega e che non pensano alle poltrone. Ma ora pensiamo a Pontida. E allora Pontida che si avvicina, dicevamo, manca pochissimo, oggi pomeriggio appunto già l'evento con i giovani, dicevamo, con anche Salvini e Valditara, ma ecco qui l'articolo invece di Adolfo Valla, sempre a pagina 9 di Libero, che spiega invece questo comitato per difendere i confini. Proprio domani a Pontida, in questa storica kermesse del Carroccio, poi leggeremo anche un articolo del Corriere della Sera che ricostruisce un po' la storia di Pontida. Salvini pronto a lanciare l'internazionale contro l'immigrazione e si celebrerà l'avvio delle trattative Stato-Regioni. Quindi oggi e domani sul fondale del palco che domina il prato di Pontida campeggerà la scritta: "Non è reato difendere i confini".
Sarà lo slogan del raduno leghista e il significato è piuttosto chiaro: dimostrare al leader Matteo Salvini che il popolo della Lega è con lui nella vicenda del processo di Palermo. A tal proposito, la giornata di domani vedrà la nascita di un comitato per la sicurezza dei confini. Lo annuncia una nota della Lega nella quale si precisa che chi parteciperà al raduno riceverà gratuitamente la tessera da socio fondatore proprio di questo comitato. Si tratta, spiegano appunto da Via Bellerio, di un attestato per confermare la propria vicinanza al leader e la determinazione di difendere i confini. Dalla nota si apprende anche una prima lista degli ospiti. Ci sarà il portavoce di Vox, José Antonio Fuster, oltre a big come Viktor Orban e Geert Wilders, oltre ai francesi Marine Le Pen e Jordan Bardella, e altre delegazioni europee che appunto compongono la famiglia dei patrioti, che interverranno con un videomessaggio. Proprio ai patrioti e del loro approdo a Pontida ha parlato il presidente del Friuli Venezia Giulia e della Conferenza delle Regioni Massimiliano Fedriga. Sono state invitate le forze politiche che compongono questo gruppo parlamentare europeo della Lega, i patrioti, di cui Orban è il fondatore. È normale che in tutte le famiglie politiche europee, all'interno dei partiti che le compongono, ci siano delle diversità profonde, all'interno per esempio dello stesso PPE o dei socialisti. Non possiamo equiparare i gruppi parlamentari europei a quelli nazionali. Poi il governatore del Carroccio ha ricordato come noi nasciamo e continuiamo ad essere fortemente autonomisti e federalisti, perché ciò vuol dire valorizzare le specificità. Raccontando la verità ai cittadini riusciremo a far capire loro l'importanza dell'autonomia differenziata e finalmente anche a non continuare a umiliare nei racconti il Mezzogiorno, che invece ha tutte le capacità, le potenzialità e le teste per mettere in campo l'autonomia differenziata e trarne un enorme vantaggio. Pontida, come ha ricordato Fedriga, non sarà solo la difesa dei confini, ma anche la celebrazione dell'autonomia approvata. La notizia dell'inizio delle trattative tra il governo e le regioni del nord sulle materie che non necessitano della definizione dei LEP ha già galvanizzato tanto i governatori quanto la base leghista, che potrà così festeggiare un traguardo storico. Il tutto al netto di quanto deciderà la Corte Costituzionale. In ballo infatti ci sono i ricorsi della Sardegna e delle altre regioni guidate dal centro-sinistra e in seguito poi l'eventuale referendum abrogativo lanciato sempre dalle sinistre. Particolarmente carico è Attilio Fontana che sui social scrive: "Domenica si torna a Pontida", un evento che da sempre mette al centro la politica per il bene della comunità e dei territori che si è chiamati ad amministrare. Quest'anno condivideremo insieme il grande traguardo dell'inizio dei negoziati per l'autonomia. Sul Prato domenica è prevista una partecipazione massiccia dei militanti e simpatizzanti. La manifestazione, che inizierà alle 10 e dovrebbe concludersi attorno alle 13:30, 14, proprio con il discorso di Matteo Salvini, vedrà salire sul palco, oltre alle delegazioni straniere, anche i ministri leghisti al governo, i governatori, i capogruppo di Camera e Senato e il capodelegazione al Parlamento europeo. Sulla partecipazione ha fatto il punto Fabrizio Cecchetti, commissario della Lega in Lombardia, regione che come al solito svolgerà la parte del leone in fatto di presenze. Ci prepariamo a un'edizione storica del raduno di Pontida dove, dai numeri che stiamo raccogliendo dalle nostre sezioni, saranno più di 10.000 i partecipanti provenienti dalle province lombarde. Ma questo numero, prosegue Cecchetti, andrà aumentando ulteriormente considerando, scusatemi, chi arriverà autonomamente con mezzi propri. Qui c'era un refuso. Per questo secondo l'onorevole, questa Pontida 2024 si annuncia come una delle più affollate e più sentite di sempre e dal nostro sacro prato la base lancerà un messaggio chiaro a Matteo Salvini: siamo tutti con te, pronti a seguirti fino in fondo, senza lasciarti mai solo. E questo proprio a conferma del fatto che tutto il popolo leghista ritiene che assolutamente non possa essere un reato la difesa dei confini, ma anzi appunto un dovere, a maggior ragione quando, si tratta questo dovere, no, si tratta di un dovere che deve essere adempiuto da un ministro degli interni. E allora poi vedete, andando avanti qui, su Libero, abbiamo commentato prima il ritiro della querela da parte della Meloni, contro appunto Canfora. Finito questo martirio, avevamo letto anche l'articolo sulla nuova, no, follia per cui, ci sono in Italia troppi palazzi fascisti e quindi con tutti questi palazzi fascisti cosa si deve fare? Non lo so, dobbiamo abbattere. E allora passiamo alle altre testate, io direi di aprire subito a questo punto, andiamo sulla Verità, anche perché avevamo richiamato
questa follia, quest'altra decisione della Corte di Giustizia Europea che ha considerato comunque salsicce, possono essere chiamate salsicce quelle che sono vegane, non realizzate con la carne animale. Stavo citando appunto l'articolo del nostro Carlo Cambi, vedete si può vendere come carne una polpetta tutta vegetale, questo il dono di Bruxelles. I giudici europei hanno imitato quel tal cardinale di Bologna che, assalito da un'irrefrenabile voglia di tortellini in tempo di vigilia, se li fece portare e dopo averli benedetti proclamò: "Io vi battezzo pesci". La Corte UE ha preso una spremuta di soia e ha sentenziato: "Sei una bistecca". Si riapre una lotta gigantesca adesso ai piani alti di Bruxelles, dove, uscito di scena il profeta del Green Deal Frans Timmermans, la questione delle etichette sugli alimenti era stata messa in sordina. Ma vedete, la prima pagina della Verità oggi con questa foto dedicata alle indagini chiuse sulla Ferragni, quindi con una finta beneficenza ha intascato 2,2 milioni di profitti ingiusti, se ne occupa Amendolara, e poi invece il caso di queste sorprese che ci potrebbero essere riservate dalla manovra, cioè le accise sul gasolio aumentano grazie ai fanatici del Green Deal. Se ne occupa Maurizio Belpietro e vedete la rimodulazione è pretesa dall'Europa di queste accise ed è pretesa allo scopo di punire chi utilizza i combustibili fossili. È stata inserita addirittura nel PNRR e la sinistra che ora accusa il governo è la capofila di questa transizione verso la follia. Vedrete che alla fine una stangatina arriverà, speriamo di no, però scrive così oggi Maurizio Belpietro. Magari sarà leggera come mi auguro, oppure più robusta come temo, però siccome in tanti anni non mi era mai capitato di vedere una manovra senza una qualche sola fregatura, penso che neppure quella che sta predisponendo il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti si sottrarrà alla regola. Persino Silvio Berlusconi, che pure aveva nel suo programma meno tasse per tutti, riuscì a sfuggire. Però appunto quello che abbiamo fatto notare prima anche leggendo Libero, vedete che è calato il deficit, i nostri conti migliorano e appunto qui la Camilla Conti spiega però i rapporti tra Giorgetti e le banche no, pagina 2, perché non migliorano, perché appunto si prevede che ci possano essere appunto continuare queste tensioni con le banche dopo l'uscita del MEF. A proposito dei sacrifici che potrebbero essere richiesti appunto agli istituti bancari. Ieri intanto Giorgetti ha incontrato il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini. Noi abbiamo detto che siamo disposti a ripensare parte delle fiscal expenditure. Oggi sono 120 miliardi, noi abbiamo la necessità di trovare 10 miliardi all'interno e del fiscal expenditure per fare in modo di rendere strutturali gli investimenti per le imprese, per far crescere le nostre imprese e fare in modo che le nostre imprese possano quindi possano rimanere in Italia, non vadano all'estero e che noi possiamo essere attrattivi per chi appunto investe nel nostro paese, ha detto Orsini. La tensione va sciolta con la finanza, le imprese e anche il mercato dopo la caduta di giovedì. Ieri in Piazza Affari appunto il FTSE/MIB è rimbalzato con un più 1,2%, quindi c'è stato il rimbalzo, ma anche sul fronte politico restano queste tensioni, perché per esempio Antonio Tajani ha dichiarato: "Noi siamo contrarissimi a imporre nuove tasse", e ci sono state alcune cattive interpretazioni di alcune parole dette da Giorgetti, ma finché saremo noi al governo non ci saranno nuove tasse per gli italiani. Insomma, un Giorgetti qui in versione Mario Monti o Michel Barnier sarebbe difficile da digerire per il popolo del Carroccio, ma ripeto, queste sono tutte ricostruzioni, perché è ovvio, no, che il governo poi deve lavorare anche per proprio attuare il programma elettorale, il programma per cui è stato votato. Oggi ovviamente anche sulla Verità si commenta il raduno di Pontida che sta per iniziare, Pontida al via coi giovani della Lega oggi, domani attesa per Orban e Wilders. E appunto oggi ricordiamo che i giovani leghisti incontreranno il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara e subito dopo anche il segretario Salvini. E questa sera per la prima volta parteciperà anche ultimo arrivato tra virgolette, verrebbe da dire, perché con il 500.000 di voti che ha ottenuto, ossia il generale Roberto Vannacci, fresco del successo incredibile appunto alle elezioni europee. E poi è atteso anche un videomessaggio dell'ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro. Mancherà il messaggio di Donald Trump, che però verrà rimpiazzato fisicamente per la prima volta da una delegazione dei repubblicani statunitensi, guidata dall'avvocato Mark Ivanio, fondatore dei Republicans for National Renewal.
Renewal, gruppo vicinissimo al candidato alla Casa Bianca. Quello di quest'anno sarà un raduno di Pontida molto significativo, ha spiegato il governatore del Veneto Luca Zaia, per due motivi. Da una parte per il tema dell'autonomia, che voglio ricordare è un percorso a livello nazionale, e poi la questione Open Arms, con un processo aperto a Salvini in qualità di ex ministro degli interni. Credo parleremo di questo. Poi ha concluso, saremo in gran numero e come sempre riusciremo a riempire il palco. Sono in arrivo infatti 200 pullman ed è previsto l'afflusso di altre migliaia di persone anche con mezzi privati. Finora sono 10.000 gli accrediti pervenuti. D'altronde sono 100.000 le firme raccolte in sostegno del segretario federale nel processo Open Arms al grido difendere i confini non è un reato. Un abbraccio, quello dei leghisti al loro leader, personificazione di una battaglia, quella contro l'immigrazione irregolare, diventata il simbolo della nuova Lega. E insomma, nuova Lega, ma in realtà, come abbiamo letto, no, la continuità c'è ed è fortissima perché è proprio quella relativa al sogno autonomista federalista. Andiamo però a pagina 10 della Verità di oggi, proprio per invece commentare quello che potrebbe venir fuori dalla commissione d'inchiesta sul Covid. Qui vedete per lo spazio Covid, la resa dei conti, l'articolo a firma di Patrizia Floderreiter. La commissione tenta di inchiodare Conte, lo convocheremo. L'ex premier si è inserito nella bicamerale per non essere audito, ma la prossima settimana gli onorevoli comunque chiederanno di sentirlo. E appunto si prospetta una questione di incompatibilità. Un membro di commissione che finisce un'audizione sarebbe la ciliegina sul boccone di una torta avvelenata, pronto da servire a Conte, che rifiuta di riconoscere l'incompatibilità della sua presenza nella bicamerale, perché se davvero vuole collaborare alla ricerca della verità, come sostiene, non dovrebbe rifiutarsi di farsi sentire. Ma allora perché entrare a far parte della commissione quando poteva essere audito in ogni caso? Se invece non accettasse di farsi interrogare, eccependo l'impossibilità di sentire un commissario, cadrebbe il castello di carta a difesa di un suo vero intento, ovvero farsi scudo della commissione per non rispondere. E quindi anche qui Conte deve decidere. Puniti il medico che curava i malati e la giudice contraria al Green Pass. Questo sempre per la resa dei conti sul Covid. La Francia sospende un dottore pro clorochina, da noi per la Zanda invece si attiva il CSM. Il solerte CSM ha in pratica rimproverato Zanda di non aver rispettato le istituzioni e le regole, nonostante fossero lesive della libertà individuale non giustificate dalle evidenze scientifiche. Il magistrato fiorentino è stato invece assolto da altri capi di imputazione, tra cui aver messo a rischio il personale in servizio in tribunale. Infatti, no, è arrivato, vi ricorderete anche questo caso, uno dei capi espiatori dell'epoca, figura rappresentativa di come le restrizioni sono state gestite dalla magistratura italiana, è stata Susanna Zanda, oppositrice del Green Pass e delle vaccinazioni obbligatorie, censurata ieri dal Consiglio Superiore della Magistratura. Nota per aver sospeso il provvedimento dell'ordine degli psicologi che vietava di esercitare la professione a una psicologa non vaccinata, la giudice del Tribunale Civile di Firenze era finita sotto processo per andare in tribunale senza Green Pass e senza tampone antigenico. Era la fine del 2021, piena terza ondata, le istituzioni scientifiche e politiche diffondevano l'idea che fosse necessario vaccinarsi per proteggere gli altri, perché il vaccino impedisse il contagio. Eppure già da maggio le evidenze che arrivavano da Stati Uniti e Israele avevano chiarito all'interno della comunità scientifica che il preparato non evitava l'infezione, evitava magari che si prendesse in forma più grave, ma l'informazione quindi non fu diffusa. Furono in pochissimi a obiettare contro quelle disposizioni, tra cui appunto la Zanda. E oggi, 3 anni e mezzo dopo la pubblicazione quindi di queste evidenze, 2 anni dopo la missione della stessa Pfizer di non aver mai avviato studi sull'immunità dall'infezione, la sezione disciplinare CSM ha deciso la censura nei confronti della giudice fiorentina, ritenendolo quindi però responsabile di un solo capo d'accusa, quello alle violazioni di legge compiute dal magistrato. E allora, io direi di passare anche al Tempo e al Giornale. Qui vi riprendo soltanto la prima pagina della Verità di oggi perché, vedete, richiama sempre a proposito del Covid il fatto che i minori siano violenti proprio per queste restrizioni Covid.
La neuropsichiatra Cerotti Migliarese: il loro senso di solitudine è stato amplificato, così i giovani si sono gettati su droghe, alcol e aggressività. La commissione prova a interrogare uno dei responsabili, Conte. E poi Borgonovo che invece scrive a proposito dell'ordine dei medici: la libertà per l'ordine dei medici vale solo per l'aborto, non per i vaccini. E poi l'intervento di Massimo Gandolfini: applauso delle posizioni espresse da Bergoglio, il bimbo non è un appendice della madre, Bergoglio ha detto la verità, sopprimere la vita è un omicidio. Allora, come vi dicevo, passiamo alle altre testate d'aria e quindi andiamo sul Tempo, lo apriamo, eccolo qui vedete prima pagina di oggi e poi andiamo a pagina 2 del Tempo per l'intervista a Massimiliano Romeo, capogruppo al Senato. Vedete, esclusivo qui in prima pagina il manuale del terrore, il Tempo svela il vademecum di anarchici e black bloc per mettere a ferro e fuoco la capitale. Quindi come al solito si organizzano per creare tensioni, strade sicure, treni proibiti e trucchi, le regole per non farsi identificare dalle forze dell'ordine. Ecco qui la loro marcia su Roma. E poi invece l'editoriale proprio di Tommaso Cerno sulla reazione di Matteo Bassetti, il virologo che tutti abbiamo conosciuto durante quei maledetti anni del Covid: fanno torti ai deboli, ha detto Bassetti, prendendosela con i vigili urbani di Genova che si sono presentati a casa sua a contestargli la musica alta durante la festa di compleanno del fio sedicenne, a cui vanno i nostri migliori auguri. Per prima cosa se la doveva prendere con i vicini di casa, che al primo gorgheggio hanno chiamato la forza pubblica nel nome del quieto vivere, precisa qui Cerno, ma forse prima ancora doveva rendersi conto che quei 2 agenti erano gli stessi che ai suoi tempi il governo Conte aveva spedito a mettere la multa ai lavoratori senza Green Pass, gli stessi che Speranza schierava al porto di Trieste con gli idranti contro la povera gente, gli stessi che controllavano che nessuno uscisse di casa e che se facevi la spesa non comprassi troppo vino o birra, perché il permesso di Stato era concesso solo per i beni essenziali. E poi la riflessione del Conte Max sull'auto elettrica, la crisi tedesca e la guerra dei dazi e poi Carlo Conti, 100 anni della radio. Ci sarà appunto questo speciale Rai dedicato proprio al 100° della radio. E poi oggi nel Tempo di Feltri, Vittorio Feltri invece quasi non dico assolve, ma vuole riabilitare la Ferragni, punto di domanda, no, più che altro prende nota del fatto che dopo questa caduta rovinosa la Ferragni si sta rialzando, quindi con una sua strategia, ecco, una donna forte che ha già pagato e quell'invidia sociale da cui vaccinarsi. Questo che appunto è a pagina 10, ve lo inquadro, andiamo un attimo appunto su questo spazio che è la rubrica Il Tempo di Feltri, di Vittorio Feltri per Il Tempo, una donna forte appunto che ha già pagato e non è facile per nessuno rialzarsi dopo essersi caduti da così in alto, ma Chiara invece lo sta facendo. E qui giustamente, no, si spiega che a volte è facile quasi montarsi la testa, qui appunto scrive Feltri: d'altronde sapete come va il mondo, sei ricco e cavalchi l'onda e la gente ti ama alla follia, fai un errore o finisci nel mirino della mala sorte, il pubblico ti volta le spalle, compiacendosi, anzi godendo di vederti affondare insieme alla tua boria. I 2 volti della celebrità sui social si sono scatenate infatti le stesse persone che la seguivano e la veneravano. E allora vi dicevo l'intervista invece a Massimiliano Romeo a pagina 2 del Tempo di oggi e ve la apro qui, la leggiamo ovviamente prima dell'ulteriore pausa. Vedete, allora intervista a Massimiliano Romeo condotta da Edoardo Sirignano, il capogruppo della Lega al Senato: molti atenei sono ostaggio di collettivi che dettano la linea. Di questa linea no, pro-PAL ed estremista. Schlein collabori nei fatti e non solo a parole, PD e 5 Stelle prendano le distanze dagli anti-Israele. Qualora PD e Movimento 5 Stelle non prendessero le distanze dalle manifestazioni a favore di Hezbollah, dalle preghiere per Nasrallah, rischiano di essere complici. A dirlo è Massimiliano Romeo, capogruppo della Lega al Senato. Possiamo parlare di pericolo antisemitismo? In queste occasioni gli estremismi purtroppo non mancano, come i momenti di chiaro antisemitismo. La contraddizione è che quella sinistra, che non ha mai mancato di accusare la destra per la presenza di frange contrarie alle ragioni di Israele, che ha minacciato di chiudere formazioni politiche, quella sinistra lì, adesso non proferisce parola rispetto a determinati eventi. Questa è la vera contraddizione. Detto ciò, stiamo parlando di un fenomeno che non ha colore,
ma per natura finisce per collocarsi proprio agli antipodi degli schieramenti. E quindi ecco qui l'appello ai progressisti: sinistra prenda esempio dalla destra e isoli subito le frange estreme. Tale odio però parte dalle nostre università, chiede Serignano. Ciò è venuto fuori già nei mesi scorsi, quando in alcuni atenei si è pensato di bloccare bandi che riguardassero ricerca e innovazione tecnologica solo perché non si voleva mantenere una collaborazione con lo Stato di Israele. Questo purtroppo è già un segnale di odio. Non la sorprende che i Dem su certi cortei non abbiano preso le posizioni del governo, ma anzi dei movimenti filo Hamas. Proprio perché non c'è chi prende posizione, sembra che in Italia si possa fare tutto. La sinistra si scopre liberale nei confronti di iniziative che mi lasciano alquanto perplesso, soprattutto per quanto concerne alcuni partecipanti. Quella di oggi, ad esempio, non è tanto una manifestazione per la pace, quanto per inneggiare all'eccidio avvenuto il 7 ottobre di un anno fa. Questo è il motivo probabilmente per cui non è stata autorizzata. Siamo stanchi di vedere bruciate bandiere a sei punte, a maggior ragione se avviene in un corteo dove sventolano anche missili di PD e Movimento 5 Stelle. Come dovevano comportarsi i progressisti? Domanda Sirignano. Avrebbero dovuto semplicemente isolare quelle frange ritenute estreme. Schlein intanto si dichiara pronta a collaborare con la Premier Meloni per trovare una soluzione in Medio Oriente. La collaborazione deve esserci nei fatti, ancora prima ci deve essere chiarezza. Bisogna prendere le distanze da certe situazioni. Quando a destra qualcuno è stato contro uno Stato liberale, non abbiamo tentennato un secondo a prendere le distanze. Si riferisce al caso Sena, dove ci si riunirà senza tener conto di quanto deciso da Palazzo Chigi. Molti atenei, purtroppo, sono ostaggio di collettivi che finiscono con il dettare la linea. Bisognerebbe invece avere la forza e il coraggio di tenere fuori scelte incomprensibili, soprattutto nei luoghi del sapere. Non stiamo parlando di iniziative per trovare il dialogo, la pace o soluzioni che possano portare dei risultati. Anzi, possono dar forza a qualcosa di più pericoloso. A cosa si riferisce? Rischiano di saldarsi alle battaglie dell'Islam radicale, a fondamentalismi che in frangenti come quello attuale finiscono col creare qualcosa da temere e non poco. Ecco perché bisogna prendere subito dei provvedimenti. Manifestazioni discutibili, ad esempio, quelle che partono dalle famose tende situate da mesi davanti ai cancelli della Sapienza. In un'ottica democratica, risponde qui Romeo, è giusto che ognuno possa esprimersi come vuole, ma sarebbe interessante che dopo mesi venissero fuori pure delle proposte, come nel caso dell'emergenza abitativa. Altrimenti battaglie sacrosante rischiano di diventare solo un pretesto per attaccare il governo. Ed è quello che appunto potrebbe succedere con queste manifestazioni. Chiudiamo questa parte del tempo prima dell'altra pausa, perché appunto volevo portarvi anche a pagina 13 per questo editoriale, questa riflessione sul caso Striano. Eccolo qua, ve lo zoomo, vedete il Verminaio, dossier serve una commissione d'inchiesta di Luigi Tivelli. E giustamente, qui si chiede, no, innanzitutto si fa riferimento a quelli che sono i poteri del Parlamento. Il Parlamento dispone, se vuole, di strumenti conoscitivi, di controllo, eccetera, ma dicevo ci si chiede come mai non si debba fare una commissione d'inchiesta su tutto quello che è venuto fuori, su questo dossieraggio. Si sono costituite man mano nel tempo e anche in questa fase commissioni d'inchiesta su questioni magari ben minori. È mancata solo una commissione sulla menopausa delle formiche rosse, qui scrive appunto Tivelli. Una ben impostata commissione d'inchiesta su questa sorta di dossiermania, accompagnata dalla dossierfobia, non sarebbe certo una cattiva idea. Sulla questione del diabolico dossieraggio che tocca un interesse fondamentale del Paese, sarebbe quindi il caso di puntare anche sullo strumento della commissione d'inchiesta. Quella sorta di vai avanti tu che a me vien da ridere, cui abbiamo assistito per molte settimane, può finire per essere infatti una sorta di self-killing per il sistema politico nel suo insieme. E sì, di suicidio, di self-killing, se il sistema politico non si accorge, no, della gravità di quello che stava avvenendo con questo dossieraggio continuo. E poi chiudiamo per il tempo di oggi, andiamo a pagina 17 con l'analisi di questa situazione che si sta determinando nella capitale con tutti i microcantieri, aspettando il giubileo, stop ai microcantieri, Gualtieri ha deciso, ma ormai è troppo tardi. In arrivo la direttiva del sindaco per imporre alle società di servizi di lavorare solo di notte, però la città è già un maxi ingorgo e i turisti sono delusi, i monumenti più amati sono nascosti dai reti e pannelli. E poi quello che vi stavo anticipando a pagina 23, proprio per i 100 anni della radio, che sapete la nostra radio festeggia così
in modo particolare e speciale, lo ricordiamo sempre, grazie al microfono d'oro vinto dai colleghi Antonino Danna e Lorenzo Viviani con Chilometro Zoom, la radio compie 100 anni e non passa mai di moda. Il 6 ottobre del 24 la violinista Ines Viviani Donarelli inaugurò ufficialmente le trasmissioni con un concerto di musica classica, un mezzo che ha contribuito non solo a rivoluzionare le comunicazioni, ma ha avuto un impatto enorme sulla modernizzazione della società. E poi quello che vi dicevo, lo speciale di Carlo Conti, domenica su Rai 1, un emozionante viaggio lungo un secolo. Tanti ospiti per celebrare un compleanno importante, tra questi Renzo Arbore, Mara Venier, Ipò, Clara e tanti altri. E allora Andrea, se sei d'accordo, piccolo stacco, così poi chiudiamo la parte di rassegna stampa, facciamo sentire le interviste e ci colleghiamo con il nostro ospite, con Matteo Desio. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online Su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Della linea. Grazie Andrea. E allora, dicevamo di chiudere questa parte di rassegna stampa, andiamo allora sul giornale di oggi, così rimaniamo nell'area di centrodestra. Allora ve lo inquadro da qui, eccolo qui, vi recupero appunto la prima pagina con questo spettro supertassa sulle sigarette, ipotesi 5 euro in più a pacchetto, la proposta degli oncologi cavalcata dalla sinistra, ma il governo punta alla progressività delle imposte, ipotesi flat tax per i medici, una tassa di scopo sulle sigarette in manovra per finanziare il sistema sanitario nazionale. E poi l'editoriale di Alessandro Sallusti sulla piazza della vergogna per questa manifestazione pro-Palestina, che in realtà poi vedrà la presenza dei soliti gruppuscoli filo Hamas. Vedete, l'anniversario della strage del 7 ottobre sarà lunedì, ma i gruppuscoli filo Hamas la ricordano oggi in piazza, che di sabato anche quei pochi di loro che lavorano non devono perdere un giorno di paga. Più che un ricordo sarà una festa, si brinderà ai terroristi che hanno sgozzato oltre 1000 donne e bambini ebrei, un po' come la sera dell'11 settembre 2001, quando i loro calici si alzarono per omaggiare Bin Laden e compagni, che avevano appunto colpito le Torri Gemelle di New York. La conclusione dell'editoriale di oggi di Alessandro Sallusti sul giornale. E allora, giustamente si riflette su questi depistaggi mediatici che si sprecano, no, a partire depistaggi mediatici sulla rete di collegamenti tra l'Iran e ovviamente anche Hezbollah. I depistaggi mediatici si sprecano, c'è addirittura chi invoca per Israele, che ha messo piede in Libano, le stesse punizioni che l'Occidente ha attuato contro Putin per aver varcato il confine con l'Ucraina. Sentite che mistificazioni. La verità è che Israele non ha espresso alcuna mira espansionistica sul Libano, non vuole annettere suoi territori, più banalmente prova a ripulirli da chi Hezbollah ogni giorno gli lancia contro 200 missili senza che alcuno abbia da eccepire. A un anno dal 7 ottobre noi siamo ancora più convintamente dalla parte di Israele e dei suoi diritti. La festa di oggi sarà anche legittima in punta di Costituzione, ma non per questo. Addirittura, sentite qui Alessandro Sallusti, ci fa meno schifo. E per il giornale di oggi invece andiamo anche a pagina 10, poi volevo leggervi anche dal Corriere l'articolo che ricostruisce la storia della festa di Pontida, poi facciamo sentire le interviste, sentiamo i vostri messaggi, ci colleghiamo con gli ospiti. Allora vedete, occupazioni abusive, la falla nella legge. Questo è l'articolo di Domenico Ferrara, a sua firma, la norma che punisce chi occupa tutela i privati ma non gli immobili pubblici, e questo è un nodo sicurezza che andrebbe sciolto. Si interviene solo con querela ma senza procedibilità d'ufficio, il rischio è di avere le mani legate. Sono 50.000, pensate, in Italia i palazzi invasi dagli abusivi e il rischio è quello del degrado. E allora facciamo così, andiamo velocemente sulla prima pagina del Corriere di oggi. Allora intanto, ecco scusate, no, apriamolo da qui, ecco, vi porto appunto prima pagina del Corsera. E allora Khamenei, l'odio per Israele, anche qui vedete si fa riferimento a questo discorso dell'Ayatollah col fucile, il 7 ottobre legittimo, morto il successore di Nasrallah. L'editoriale di Aldo Cazzullo invece sulle fragilità e le difficoltà appunto
degli stati, delle democrazie, degli stati occidentali che devono affrontare queste guerre, le nostre pericolose fragilità. L'anniversario del 7 ottobre vede Israele all'offensiva, i popoli della regione stremati da un anno di guerra e l'Occidente, cioè noi, mai così debole e incapace di iniziativa politica. Pagina 36 conclude questo editoriale Cazzullo scrivendo che appunto mai una democrazia ha scatenato una guerra contro un'altra democrazia, però si sta quasi diffondendo l'idea, serpeggia l'idea, a cui lui scrive che alla fine le autocrazie siano migliori, siano più valide delle democrazie, governino meglio e siano più efficienti. Qua, vedete, lui scrive proprio: siamo arrivati a pensare che essere una democrazia sia uno svantaggio, che le autocrazie funzionino in modo più efficace e rispecchino meglio la volontà del popolo. Ovviamente si tratta di un autoinganno. Con tutti i loro evidenti limiti, non è mai accaduto che una democrazia scatenasse la guerra contro un'altra democrazia, ma questo tendiamo a dimenticarlo. E poi sempre lo stesso Cazzullo che invece qui, questo è appunto l'editoriale che abbiamo letto alla prima pagina, che continua, se poi lo volete recuperare, riprendere a pagina 36, ma a pagina 37 risponde ai lettori e commenta l'espressione utilizzata da Giancarlo Giorgetti sui sacrifici: Giorgetti crocifisso per una parola proibita. E quindi si rivolge al suo lettore Cazzullo scrivendo che le parole responsabili di Giorgetti sono state accolte da un coro di smentite e di critiche irritate, e qui, secondo Cazzullo, soprattutto dalla sua stessa maggioranza di cui il ministro fa parte. Sacrifici, ma quando mai una parola che appartiene al passato, fa venire in mente il prelievo forzoso di Amato, il governo Monti. Ma invece per Pontida, e poi chiudiamo questa parte, purtroppo vedete dobbiamo sempre correre, essere sintetici, si fa una selezione della selezione. Allora, pagina 13 di oggi del Corriere sulla Pontida dei Patrioti, l'edizione del 2024 della storica kermesse leghista, l'articolo di Cesare Zapperi: dagli anni federalisti di Bossi alla svolta sovranista di Salvini, Orban, Wilders e gli altri, sul Pratone adesso c'è la destra UE. Ma è un articolo che invece rimarca soprattutto le differenze con la kermesse che si teneva ai tempi del Senatur. Vedete qui nel 96 a Pontida il carroccio che celebra la svolta secessionista, Umberto Bossi, Francesco Speroni, Irene Pivetti, dopo l'annuncio del primo articolo della Costituzione del Nord. E poi nel marzo del 2004 Bossi accusa il malore che ne segnerà il futuro, anche il raduno di Pontida ne risente, non c'è più l'irruenza del leader del Senatur capace di arringare la folla per ore. Diventa un rito stanco, sentite addirittura, fino a che non tocca a Salvini. In pochi anni cambia tutto. Basta folklore, elmi scandinavi e scudi celtici, la Padania inventata da Bossi con il suo sole delle Alpi finisce in soffitta. Nuovo anche il colore, dal verde si passa al blu. E nel 2014 il nuovo leader porta a compimento la torsione nazionale. Insomma, un po' un articolo che riprende i soliti luoghi comuni, stereotipi sulla svolta nazionalista, sovranista, e che come al solito rimettono in contrapposizione, presunta contrapposizione, la vecchia Lega con la nuova Lega. Ma allora Andrea, se sei d'accordo, facciamo sentire le interviste che abbiamo raccolto e poi apriamo un filo diretto, leggiamo anche i messaggi che ci avete mandato e ci colleghiamo con i nostri ospiti. Ecco, io volevo affrontare con voi il tema che era la giovane politica. In effetti, molti che hanno parlato prima di me hanno ragione. Negli ultimi decenni la politica ha allontanato il giovane e anche disillusa. E perché questo? Perché la politica non ha mai messo realmente al centro del dibattito il giovane e non ha mai dialogato con lui per fare ciò. E invece che basta accendere i media e andare a guardare tutto ciò che avviene, questa falsa retorica che si sente: i giovani non hanno voglia di lavorare, i giovani sono scansati, i giovani stanno lì sulla cultura. Non è vero, i giovani si impegnano, si sacrificano, si formano e fanno tantissimi sacrifici, ma vorrebbero vivere e non sopravvivere. E quindi noi abbiamo proprio, tutti noi che siamo qua, impegnarci per questo, per dare un futuro migliore. Ad oggi esiste un grande delirio di giovani, ed è questa Unione Europea. Sì, questa Unione Europea che non parla di giovani, che non pensa ai giovani, e qua siamo a Roma e a breve arriverà una delle tante famose direttive sulla sedatina dei fascisti più grande d'Europa, che entrerà in vigore il 1 novembre 2024. Tutte le periferie verranno ghettizzate, perché se non hai l'auto più ultimo modello o non hai l'auto elettrica non potrai più circolare. E in periferia, dove sto anche io, non abbiamo la metro, abbiamo i trenini regionali che arrivano in ritardo, e una volta che vai a prendere la metro è una gara di sopravvivenza per non essere occupati da latino o seterolo, e
e sono orgoglioso che questo governo sta inasprendo le via di sicurezza, le pene per i borseggiatori e per le borseggiatrici incinte, perché noi siamo stufi di vivere in questa Roma. E mi rivolgo a voi anche per parlare del tema della sicurezza, cioè ma Roma è uscita dalla classifica. Siamo una seconda città per numeri di reali. I giovani non si sentono sicuri di uscire la sera e di tornare a casa in completa sicurezza. Neanche una settimana fa una giovane donna è stata stuprata da un maroccino in un sottopassaggio e la politica cosa ha fatto? Se l'ossessione che si preparano qua, andremo a dare le povere sottopassaggi, devi intervenire prima. Non devi far succedere questo, non possiamo più pretendere che ciò accada. Quindi l'Unione Europea fa parte di questi problemi. Ecco, chi entra nella Lega Giovane, a invece di sindacato del periodo, sì, i social sono importanti, però è il rapporto umano quello che vale di più. Noi siamo nelle piazze per la gente, per la gente, siamo la voce degli ultimi perché noi vogliamo dare vita sociale, partiamo dalle periferie, da chi ha maggior difficoltà che viene ascoltato, perché qui manca il dialogo, noi tante volte siamo intervenuti, ma mi pare possibile che una scuola da Roma abbiamo in via Commissione 23 per aver costruito un centro d'accoglienza con 6 classi del liceo Aristotele, la cittadinanza è stata un confronto con la politica, no, tutte decisioni che hanno dall'altro. I cittadini si ribellano, sono dei tavolini, siete razzisti, siete fascisti, no, vogliamo un confronto. Qui ormai non si parla di altro, la politica è nata per confrontarsi, e per questo che quando i giovani vengono qua si avvicinano. Con Federico Ielapi che interpreta questo ruolo di Paolo. Allora Federico, te che sei giovanissimo, forse veramente il più giovane del cast, cosa ti ha colpito di più di questo film? E abbiamo detto ha raccontato una storia straordinaria, la creazione di questo impero della speranza con Francesca Cabrini. Sì, è bellissima la storia, una storia fantastica di una donna, Francesca Cabrini, con una forza di volontà enorme, coraggiosa, veramente una storia pazzesca. Sono stato molto contento di interpretare Paolo, un ruolo che mi è piaciuto moltissimo interpretare e sono molto contento, ecco, sono molto emozionato anche. E cosa vuoi dire a tutti i ragazzi della tua età che si vogliono appassionare a un sogno? Ecco, tu oggi hai raccontato con questo film, nel tuo ruolo, comunque un sogno che si è realizzato, no? Questo grande sogno di speranza di Francesca Cabrini. Cosa ti senti di dire appunto ai ragazzi della tua età? Beh, comunque se hanno un sogno di puntare sempre e non arrendersi mai, ecco, finché non lo conquistano quel sogno e di perseverare nel sogno, ecco. E qual è il tuo sogno adesso? Il mio sogno è fare quello che faccio e farlo al meglio perché mi piace, è bellissimo fare quello che faccio per me, ecco. Grazie e ancora complimentoni per la tua interpretazione, abbiamo sentito ancora proprio l'entusiasmo, la passione che abbiamo visto nella pellicola. Grazie. Allora, con il dottor Pancani che è venuto qui all'evento Politicare all'Università Marconi. Allora, tante le richieste da parte dei giovani sui consigli di come fare politica. Essenzialmente si può dire che serve veramente una passione smisurata, ma anche tantissima competenza. Diciamo che questi sono le due leve principali, io credo, per riuscire un po' in tutto nella vita. Per la politica a maggior ragione, perché la politica purtroppo è percepita in una maniera che io giudico quasi odiosa, no? da una grande parte della popolazione. La politica è un'arte nobile, la politica e i partiti sono i capisaldi di una democrazia, per cui bisogna intanto rivalutare la politica. Per rivalutare la politica servono politici, ma quando parlo di politici intendo anche amministratori locali appassionati, prima cosa, che hanno voglia di fare battaglie sociali e civili e che abbiano competenze. Si dice che nessun pasto è gratis, in questo caso nessuno ti regala nulla, ma soprattutto la formazione personale, la crescita, lo studio, andare a capire, non fa altro che accrescere il proprio profilo, diciamo, personale, e quindi poter far molto meglio anche in politica e riuscire anche a distinguersi tra tanti magari che hanno la stessa passione e la stessa voglia di emergere. Si è parlato anche dei social, ma lei giustamente ha fatto notare che probabilmente i giovani, ma in generale l'elettorato, è poco influenzato, condizionato dai cosiddetti influencer. No, nel senso, l'influencer, lo dice la parola stessa, influenzano moltissimo la nostra vita sotto molti punti di vista, ma dal punto di vista politico, a meno che non vogliamo intendere i capi dei partiti a loro volta influencer, allora
fanno quello che poi fanno anche in televisione, no? Mandano slogan, messaggi, approfondiscono degli argomenti e cercano, diciamo, di convincere o degli elettori che non li votano oppure di, come dire, rassicurare i propri elettori. Ma oltre a questo non mi pare che ci siano influencer che condizionano oggi la politica. Grazie anche al dottor Pancani, allora alla prossima. Grazie a voi, buon lavoro. Federico Ferrai, coordinatore della Lega Giovani di Roma. Allora Federico, hai ricordato che i giovani devono impegnarsi soprattutto nei loro territori e da questo punto di vista i ragazzi della Lega, no, giocano quasi in casa, visto che la Lega è il sindacato del territorio, ma sul territorio di Roma sappiamo benissimo quanti sono i problemi. Esatto Pierre, hai detto bene, noi della Lega Giovani siamo sindacato del territorio tra la gente e per la gente, riteniamo uno strumento valido i social, ma riteniamo ancora più importante il territorio e l'ascolto dei cittadini e risolvere i problemi che sono molteplici, vengono innanzitutto da questa Unione Europea e poi vengono attuati successivamente dal sindaco Gualtieri e dal Partito Democratico. Vedi a Roma con le direttive green che riguardano la direttiva sulla ZDL, fascia verde più grande d'Europa, che andrà a ghettizzare di fatto le periferie e renderà impossibile muoversi a tutti quanti quelli che non avranno l'auto elettrica di ultima generazione, e quei tantissimi giovani che si devono spostare dalla periferia, non hanno la fortuna di avere la metro, si troveranno a interfacciarsi con trenini regionali che non funzionano, e una volta che arriveranno per miracolo alla metro diventerà una vera e propria gara di sopravvivenza dai latinos ai rom che li vogliono derubare, e questo è inaudito, e noi ci batteremo sempre per riportare la sicurezza, buon senso, ordine a Roma, e i giovani sono impegnati in primo campo per portare le esigenze dei cittadini direttamente al Comune di Roma. Ecco, si avvicina un momento veramente importantissimo del raduno di Pontida. La Lega ovviamente, la Lega Giovani faranno quadrato attorno al suo capitano che è ingiustamente accusato alla fine di aver difeso i confini. Ecco, detto benissimo, questo è un processo politico, non è un processo in sé per sé, perché Salvini ha fatto quello che gli hanno chiesto milioni di italiani quando era ministro dell'interno, ed era quello di difendere i confini. Lui l'ha fatto. E cosa è successo? Adesso lo stanno mandando a processo ingiustamente, mentre tutta l'Europa chiude i confini. Vedi la Germania che ha sospeso il trattato di Schengen, vedi la Francia che sta rafforzando il confine con Ventimiglia, vedi l'Austria che non se ne parla proprio, vedi l'Olanda che anche dice di no. Invece in Italia mandiamo a processo Salvini per aver fatto quello che gli hanno chiesto i suoi elettori, e quello che gli ha chiesto il popolo italiano, che era stufo di essere invaso e di diventare il campo profughi d'Europa. Grazie Federico. Allora ovviamente ti aspettiamo come un guerriero per Pontida. Sì, grazie, siamo super carichi per Pontida e faremo quadrato attorno al nostro capitano Matteo Salvini. Enos Production, la società che distribuisce questo grandissimo film sulla figura di Francesca Cabrini. Allora, una donna straordinaria nell'Ottocento che è riuscita veramente a realizzare un impero della speranza. Sì, è un onore per me poterlo portare nelle sale italiane. Devo dire che è una storia che mi ha toccato il cuore appena l'ho vista, e credo che sia la storia per questo periodo storico, nonostante sia appunto tratta del fine Ottocento. Cabrini ci insegna come non perderci mai, non demoralizzarci nonostante incontriamo ostacoli che sono quotidiani per tutti. Lei, nonostante fosse italiana, non parlasse una parola di inglese, fosse di anche salute cagionevole, e volesse iniziare la sua missione in Cina, in realtà il Papa Leone XIII la manda invece negli Stati Uniti. Lei va, e con la grinta di chi sa che vuole cambiare la nostra società in bene inizia quest'opera straordinaria che poi la porterà addirittura anche in Cina. Però ecco, il film tratta il primo anno, e in un anno a New York riesce a fare cose grandiose grazie a questo senso proprio di responsabilità verso i più fragili, ed è una storia bellissima. Il Vittorio, a te la linea. Il Vittorio, a te la linea. Il Vittorio, a te la linea. Grazie Andrea, abbiamo sentito appunto tutte le interviste e vedo Matteo già collegato. Ciao Matteo. Buongiorno a tutte e a tutti, grazie per avermi qui. Grazie Matteo, e chiedo conferma a te Andrea, è anche in collegamento il nostro ospite, vero? Il presidente Umberto Carraro. Presidente, ci sente? Ci vede? Sì, buongiorno, vi sento benissimo. Grazie mille Presidente. Ricordiamo Presidente del Consorzio Terme Colli Marketing. Allora, veramente un onore averla come ospite oggi, e entro subito nell'argomento perché ieri è iniziato questo Regeneration Festival che si tiene proprio in provincia di Padova,
oltretutto nella suggestiva location di questo castello del Cataio. Allora il tema principale di questo festival vero è il benessere, che comunque fonda l'identità di luoghi come appunto Abano Terme, Colli Euganei, ma questo tema viene illustrato, declinato in un modo inedito, no? Con una iniziativa multidisciplinare che comunque riguarda cultura, arte, sport, ma anche e soprattutto la enogastronomia del territorio. È vero, è proprio così. Il Regeneration Festival vogliamo che sia la grande festa della nostra destinazione turistica, che sono le terme e i Colli Euganei, che si fonda su quella che è la tradizione antica che viene fin dai tempi dei Romani, delle terme di Abano e di Montegrotto, l'acqua termale che sgorga da noi purissima a 89 gradi proveniendo dal sottosuolo, si fonde con un ambiente fatto di cultura, di arte, di bellezza, ed è l'ambiente circondante che ci circonda del territorio dei Colli Euganei, che tra l'altro proprio ieri durante il Regeneration Festival ha ricevuto ufficialmente il riconoscimento ufficiale da parte dell'UNESCO come riserva della biosfera. Quindi siamo un prodotto termale esclusivo inserito in un'oasi di benessere UNESCO. Esatto, e poi chiedo conferma anche a te, Matteo, c'è la collaborazione anche di Regione Veneto, vero? Comunque è un'iniziativa veramente appoggiata dalla regione di Zaia. Assolutamente. No, sì. Mi sentite? Ci dica, Scusate. ci dica. Prego, Presidente, l'abbiamo forse interrotta, non la sentivamo. No, stavo dicendo che sì, assolutamente appoggiato dalla Regione Veneto, infatti è finanziato proprio dalla Regione Veneto, anche in parte. Perfetto, e poi le volevo chiedere, ecco, già il primo bilancio insomma di questa prima giornata, ricordiamo che poi è anche la prima edizione del festival che appunto quest'anno conosce il suo battesimo. Com'è andata questa prima giornata? Perché se non sbaglio ieri ci sono stati anche grandissimi ospiti. È stata una bellissima giornata, finita in sold out in tutti gli eventi, c'è stato ovviamente un po' di maltempo che ha toccato la mattinata, però poi per fortuna dal pomeriggio è andato tutto benissimo, la sera c'è stato il concerto di Malika Yan, il pomeriggio ci sono stati i primi talk, si è inaugurata la mostra del maestro Galimberti che ha portato tutte le sue tecniche di fotografia e i ritratti di molti attori, personaggi famosi, attraendo l'interesse di tutto il pubblico, quindi è stata veramente una giornata positiva. Ecco, e poi soprattutto mi viene da chiedere anche una giornata in cui si è comunque potuta capire la forza del territorio, ecco, e probabilmente si sta registrando anche un aumento, vero, del turismo nella vostra zona dei Colli Euganei, ma ovviamente le chiedo cosa secondo lei serve per questo territorio, quali possono essere le richieste appunto di un certo settore, quello del benessere, le richieste da formulare proprio al governo, visto che stavamo parlando, no, proprio di scrittura della manovra di legge di bilancio, se c'è qualcosa in particolare che avete a cuore, ecco. Sicuramente. Ci sono tanti provvedimenti che l'Italia turistica ha necessità di inserire all'interno delle manovre e che vengano seriamente prese in considerazione, nel senso che il motore turistico dell'Italia è fortissimo. È talmente forte che molto spesso ce la fa da solo e non viene preso in considerazione, nella sua totalità, nella sua interezza. Tanti sono i provvedimenti che sarebbero necessari, ma facciamo un esempio, il supporto alle manifestazioni. C'è un fondo che si chiama FUNT, che è il Fondo Nazionale per il Turismo, che viene utilizzato proprio anche per sostenere manifestazioni come quella di cui stiamo parlando. Sono stati recentemente un po' ridotti i finanziamenti a questo aspetto, invece è importante che vengano tenuti vivi, perché è grazie a questi tipi di finanziamenti che si riesce a creare la cosa un po' più difficile nel mondo del turismo, che è la collaborazione tra il pubblico e il privato. Bisogna che il pubblico metta in essere tutte quelle che possono essere i provvedimenti per la corretta gestione dei beni pubblici e di tutto ciò che è esterno rispetto all'attività privata che invece si svolge all'interno degli alberghi, dei ristoranti e dei bed and breakfast. E quindi serve assolutamente una sinergia perché sia sempre tutto in ordine, sia sempre tutto disponibile, sia sempre tutto fruibile, perché i musei diventino prodotti turistici e non solo prodotti culturali. Quindi serve veramente tanta sinergia.
tra il pubblico e il privato, specialmente proprio nel settore turistico, e quindi è necessario insistere quanto più possibile in questa direzione. Noi nel nostro piccolo il Regeneration Festival credo sia un esempio di eccellenza da questo punto di vista, nel senso che siamo riusciti a far collaborare assieme ovviamente 16 comuni, in particolare i 2 comuni principali della zona termale, Abano e Montegrotto Terme, la Regione del Veneto, i fondi ministeriali, noi come consorzio privato di promozione e tanti altri poi sponsor o attrattori presenti sul territorio. Quindi si è visto che lavorando tutti insieme si riesce a ottenere molto. È importante però che appunto il pubblico faccia, come si dice, il primo passo, perché quando poi c'è il primo passo si aggrega tutto il resto attorno. E allora Matteo, a te la conclusione, immagino anche la curiosità su quelli che saranno forse i prossimi eventi in queste ultime giornate. Esatto, le chiederò innanzitutto il programma di domani e poi una domanda sempre su questo filone anche politico, cioè avete fatto un ottimo festival che valorizza giustamente anche le fantastiche, tutte le fantastiche qualità che abbiamo qui in Italia. Però rimane il fatto che il trasporto, per esempio, pubblico, rimane ancora non ottimo per quanto riguarda proprio la ricezione, no? Il raggiungimento di questi fantastici eventi come quello che state organizzando. Certo, partiamo dalla parte diciamo più bella, nel senso questa sera ci sarà il concerto di Colapesce di Martino, nel pomeriggio ci saranno tantissimi talk ed eventi con Martina Colombari, Elvise Rigo, alcune atleti itagliati delle Olimpiadi, ci sarà un talk sul tema della salute, sul tema della cucina sana, dell'innovazione in cucina, ci saranno poi tanti eventi anche extraterritoriali rispetto diciamo alla sede principale del Castello del Cataio, ci saranno quindi all'interno delle cantine degustazioni di pinne guidate, percorsi mindfulness, corsi di yoga, tutto tematizzato e tutto diciamo ricondotto al benessere della persona, che si svolgeranno proprio su tutto il territorio. Quindi l'elenco degli eventi è veramente tantissimo, veramente vasto, potete ovviamente trovarlo sul sito che è www.regenerationfestival.it. Il tema dei trasporti credo sia uno dei temi nodali della nostra nazione, nel turismo come in tutti gli ambiti, ovviamente tanto più per il turista. Ad esempio i collegamenti nel nostro caso con l'aeroporto di Venezia sicuramente potrebbero essere diciamo più agevoli, più comodi, la presenza di maggiori metropolitane di superficie, fermate vicine dell'alta velocità. Si sta muovendo qualcosa, stanno facendo dei progetti e si sta muovendo qualcosa. Di sicuro il tema della logistica è fondamentale e forse insomma in Italia siamo ancora qualche passo indietro, però credo che sia stato compreso e ci siano in questo momento investimenti e movimenti nella corretta direzione. Chiaro, chiarissimo. Allora veramente Presidente grazie per essere stato con noi, complimentoni per questa iniziativa e ovviamente per chi può è in zona assolutamente di approfittarne, no? Di andare a questo festival della Regeneration, appunto non solo nel castello che abbiamo citato prima, ma che riguarda un po' tutta la zona di Abano, dei Colli Euganei e quindi non soltanto come dicevamo nel castello del Cataio. Grazie ancora allora al Presidente Umberto Carraro, ricordiamo Presidente del Consorzio Terme Colli Marketing. Grazie Presidente. Grazie veramente. Grazie a voi per l'invito e vi auguro un buon fine settimana. Grazie ancora. E allora Matteo, Andrea, chiedo conferma a voi, questi sono veramente gli ultimissimi secondi, siamo agli sgoccioli. Tu Andrea se hai dei messaggi da mandare, io mi scuso perché non abbiamo insomma ancora potuto parlarne, leggerli come al solito, abbiamo pochissimo tempo, anzi Andrea mi scrive dobbiamo chiudere. Allora Matteo, a questo punto dobbiamo solo chiudere commentando Pontida, vero? Manca pochissimo, oggi già la festa giovani, in 3 parole cosa ti aspetti? Ma mi aspetto che si continui sulla linea che abbiamo seguito anche qui in questo finale della rassegna stampa, ovvero valorizzazione del territorio, una lotta anche per l'uomo comune, contro tutte queste difficoltà che ovviamente si può avere con il lavoro, la sicurezza, e bisogna sottolineare assolutamente, e un'altra tematica importante è
una lotta comune, un fronte comune per un'Europa che deve essere anche quella a favore del cittadino. Giusto, giustissimo. Hai ripreso infatti proprio i temi chiavi, parlando prima di Veneto, citati dallo Esatto. stesso Zaia. Sarà ovviamente una puntita su questo, sull'autonomia e anche su alcune battaglie ovviamente della giustizia per il caso Open Arms. E allora grazie Matteo, grazie Andrea per la pazienza, ormai abbiamo chiuso, grazie a tutti voi che ci avete ascoltato e veramente